Alcuni mazzi di fiori, qualche lumino. Amici e parenti ricordano Marianna Sandonà. La sua vita è stata spezzata a 43 anni davanti a questi garage nel condominio di via Vespucci, a Montegaldella, dove viveva da qualche tempo. Per un po' al suo fianco c'era stato Luigi Segnini, 38 anni, camionista di Torri di Quartesolo, l'ex compagno che sabato pomeriggio la vita gliel'ha tolta. Almeno 10 coltellate hanno martoriato il corpo di Marianna Sandonà. Tutti la pensano nel condominio, nonostante i pesanti turni di lavoro nell'azienda di Mestrino, dove alla ripresa delle attività settimanali la donna è stata ricordata con un minuto di raccoglimento. Lei salutava tutti con gentilezza, ma il suo sorriso nell'ultimo periodo era più timido. L'ex compagno le faceva paura, tanto che con lei in quel maledetto sabato pomeriggio c'era anche Paolo Zorzi, 45 anni, padovano di Cervarese Santa Croce, che da qualche tempo aveva intrecciato una relazione con la donna. A Luigi la donna voleva riconsegnare le sue cose, aveva stilato un elenco preciso, forse proprio quell'elenco ha fatto esplodere la rabbia. Estratto il coltello, l'ex compagno si è avventato su di lei, togliendole la vita. Ha colpito anche Paolo Zorzi, poi ha tentato di uccidersi senza riuscirci. Nel frattempo, in questa strada, in questo tranquillo paese, nessuno voleva crederci, come spiega il neosindaco non ancora insediato Ciro Piccoli. Sì, è una azione violenta, non fa parte della nostra comunità, non so neanche come descriverla. Anche poche ore fa i carabinieri sono tornati nel condominio di via Vespucci per un sopralluogo. In ospedale a Vicenza migliorano lentamente le condizioni di Paolo Zorzi. A Padova migliorano anche le condizioni di Luigi Segnini. È ricoverato in rianimazione, piantonato dai carabinieri accusato di omicidio. Ti ha tolto la voglia di diventare mamma, ora sei con gli angeli, scrive in uno dei biglietti un cugino della donna. Due comuni adesso sono pronti a ricordare Marianna, 27ª vittima dall'inizio dell'anno dell'ennesimo atto di follia di un uomo contro una donna. Stiamo organizzando un lutto cittadino in congiunto con il comune di Grisiano di Zocco, perché lei proviene da là. Stiamo organizzando appunto questo lutto e faremo qualcosa anche per i genitori.